La Regione Veneto ha messo a disposizione dei giovani under 40 risorse per incentivare il loro inserimento nel settore dell'agricoltura. A beneficiarne moltissimi neoimprenditori come Cristian Zanatta, titolare dell'azienda Cadeizago di Valdobbiadene. Ho beneficiato nell'aiuto ad acquistare il vigneto, questa vigna, e di alcuni macchinari per la coltivazione della terra. Sempre un aiuto che per poter realizzare dei sogni che si hanno in mente vanno bene, insomma, soprattutto se sono indirizzati in un campo di rispetto della natura, secondo me, che è anche l'obiettivo del PSR. Mezzo ettaro di terreno che va ad aggiungersi alla già grande azienda a conduzione familiare dal 1924. Sono 6 ettari, 3,5 per 3,5 non meccanizzabili proprio, bisogna fare tutti i trattamenti a mano, sfalci a mano, qualsiasi lavorazione ci comporta un tempo 3 volte superiore. Sono tutti dislocati all'interno del comune di Valdobbiadene e da allora, dal 1956-57, il mio nonno poi ha iniziato ad imbottigliare e a realizzare quello che è il prosecco a presa di spuma in bottiglia col fondo che noi produciamo. I trattamenti non vengono fatti utilizzando prodotti derivanti da chimica di sintesi, ma viene sfruttata la funzione delle piante di senape, colza e pisello selvatico poste tra i filari. Una per esempio è quella di poter mantenere il suolo bene aperto e drenante in maniera tale che l'acqua della pioggia, perché noi non irrighiamo, possa ben scendere nella terra e lì poi rimanere per quando le viti ne hanno bisogno. Un'altra funzione che è la fondamentale è quella dell'apporto di sostanza organica. Non di meno importanza è il ruolo che tutti gli insetti che vivono e vengono richiamati da questi fiori hanno poi nel ruolo della fecondazione. La vinificazione poi viene fatta tradizionalmente. Si parte dalla raccolta dell'uva che viene fatta in piccoli cassoni, questo per rispettare l'integrità dell'uva, della materia prima. Abbiamo poi un tavolo di cernita. L'uva scende poi dall'alto per gravità impressa senza l'utilizzo di pompe e avviene una soffice pressatura, ottenendo così poi il mosto. Questo ci consente di arrivare ad avere una base spumante con bassi tenuti di solforosa, di solfiti e preservando al massimo quello che è l'integrità dell'aroma e del gusto dell'uva iniziale. Dal 2010 l'azienda Cadeizago esporta circa il 60% delle oltre 50.000 bottiglie prodotte.